Abbiamo aspettato che il sole andasse dietro al palazzo in modo che il clima sia un po' meno, un po' meno caldo per iniziare la conversazione con Stefano Fratta. Io lascio la parola a Francesca, buon ascolto e buona presentazione e buon live dopo. Grazie. Grazie Sergio, grazie a tutta Radio X che ci ha accolto con entusiasmo. L'occasione era troppo ghiotta per non combinare la presentazione del libro di Roberto Cotroneo, CET, con il concerto che seguirà, che CET Atmosphere proprio. Quindi io ringrazio appunto Radio X, ringrazio la libreria Miele Amaro che ha portato i libri di Roberto, e ringrazio Stefano Fratta che dialogherà con lui e naturalmente voi per essere qui nonostante il clima ostile. Lascio la parola a Stefano e Roberto. Grazie. Grazie. Buonasera, è un grande piacere, un grande onore avere presentare questo libro dedicato a CET, o per così dire ispirato da CET in qualche modo. Vorrei cominciare con una delle ultime parole che sono scritte in questo libro, che non sono parole in realtà scritte da Roberto, credo, ma secondo me è una cosa curiosa, carina. Questo libro è stampato col sole, mentre è chiaramente diciamo un appunto dell'editore. La cosa strana è che questo è un libro che parla molto di suono, di silenzio, ma anche di luce, di buio e anche di sole. Comincio così? Vai. Buonasera a tutti. È la domanda più strana che mi sia stata fatta su questo libro, però quindi mi prendi alla sprovvista, però sì. Guarda, allora, ci sono alcune cose che sono delle costanti nella mia scrittura. Una di queste, ovviamente, è la musica. Il mio primo romanzo è sulla musica, in quel caso su Chopin, ho scritto un altro romanzo dove c'è un quartetto di Beethoven, e poi un romanzo su Chet Baker, e poi, aspetta che mi devo ricordare tutti, perché voglio dire, ce n'è anche altri. Insomma, e comunque anche se non è specificamente diciamo, dichiarato che c'è un rapporto con la musica, e che riguarda tutto il libro, quasi tutti i miei libri hanno qualcosa che ha a che fare con la musica. Ora, sarebbe semplice dire che questo avviene perché io per tanti anni ho studiato pianoforte, quindi ho sempre avuto, soprattutto diciamo nella prima parte della mia vita, un rapporto stretto con la musica. Ma non è solo questo, è che è come se io avessi bisogno della musica per riuscire a capire esattamente come scrivere i miei libri. Cioè c'è un rapporto molto stretto tra il mio uso, eccetera, e le partiture musicali. Ovvero, quando tu dici silenzio, io penso alle pause, quando tu dici musica, io penso invece ai musicisti. Quando tu dici luce e buio, quello è un altro pezzo della mia vita che viene dopo, ma però devo dire, sono tutte cose interconnesse e hanno a che fare con lo spirito di un libro. Questo è un libro molto curioso tra i miei libri, perché poi fondamentalmente è un libro mistico, cosa che io non faccio quasi mai, per cui ha a che fare, è come se io, dopo aver scritto questo confronto, che era diciamo una sorta di monumento, non il libro, no, non sono impazzito, di monumento a Chopin e a quel tipo di musica, di omaggio indiscutibile, io avessi bisogno di provare a vedere cosa succedeva con un tipo di musica che io suono in modo molto più congeniale rispetto alla musica classica, che ho abbandonato da tempo, perché sai com'è, cioè, sono cose che poi si perdono, che è l'improvvisazione del jazz. Ma in questo libro ho notato che, a parte Chet e diciamo l'io narrante, la persona che narra la vicenda in prima persona, sì. I personaggi sono tutti femminili. Praticamente gli attori, le persone che hanno un qualche ruolo sono tutte donne. C'è un significato specifico per questo? È diciamo, un fatto che hai intenzionalmente come dire, stabilito? Io ho scritto, tu prima mi chiedevi quanti romanzi ho scritto, mi sembra 12, 11, 12.
Davvero ogni volta me li dimentico esattamente, cioè devo ricordarli, ma in molti di questi vi è un narrante femminile. È femminile in Otranto, è femminile in Questo amore, è femminile per metà nel Vento dell'odio, è femminile in loro, che è il penultimo rispetto a questo. Il perché io non te lo so dire esattamente. Alle volte ritengo che il pensiero femminile sia più interessante, soprattutto quando noi abbiamo a che fare con l'arte. E quindi mi viene quasi spontaneo provare a mettere in scena questo. Chi sono le tre donne che, diciamo, vegliano il segreto di Chet in questo libro? Sono tre donne che in qualche modo lo proteggono, no? Quindi una è Costanza, una è Nathalie, che è molto anziana, e una è Barbara, che è una sua cantante, che poi a un certo punto ha fatto un'altra vita. Mi veniva più naturale farlo proteggere da tre donne che da tre uomini, poi magari sbaglio. Non lo so. No, beh, d'altra parte è vero che Chet Baker, la sua musica, la sua figura, intanto ha affascinato molto il pubblico femminile, già diciamo all'epoca era attivo, e poi tuttora evidentemente io lo noto, diciamo, lo noto da programmatore radiofonico, diciamo, non faccio granché altro, ma i riscontri che ho sono quelli di una capacità della musica di Chet Baker di toccare evidentemente le corde specifiche nell'animo femminile. Forse è un'osservazione di poco conto, però è una cosa che comunque mi è capitato di riscontrare. Oppure magari le signore che ascoltano, le donne, le ragazze, diciamo il genere femminile, all'ascolto di Chet Baker è più pronto a esprimere la propria reazione. Potrebbe essere guarda, mi fai pensare a queste tue considerazioni, perché non le avevo mai fatte. Allora provo a fare delle ipotesi. La prima domanda è, sì, grazie. La prima domanda è: il jazz è una musica maschile? Potremmo pensare che in parte lo è. Se io penso a Thelonious Monk, per esempio, appunto, scelgo uno non a caso, no? Allora, esiste un pubblico del jazz che è maschile? Indubbiamente lo è. Vogliamo dire che Chet Baker invece si rivolgeva a un altro tipo di pubblico? Allora io ti dico sì, era quel filone che portava anche a Frank Sinatra, soprattutto negli anni famosi, sia quando suonava con Tommy Dorsey, sia dopo, no? The Capitol Years, no? Allora esiste certamente un modo cool di suonare jazz che non è quello di Miles, no? Che chiaramente portava a quello. E femminile Bill Evans piace molto. Bravo. Piace e allora molto lì c'è l'anello. alle donne che sono in jazz. Allora non, lì magari c'è non l'anello. sono moltissime. Però lì c'è l'elemento di congiunzione, sì, con molti, pochi capivano già troppe cavolate sbagliate. Ma poi non si capisce, le donne amano il jazz, non si capisce il motivo. Perché esatto. È detto chiaramente in doppio senso. Certo. In parte non si sa perché, in parte che però non si capisce la melodia. Certamente Chet aveva tre aspetti che attraevano. Il primo era evidente, era bellissimo, e quindi era un uomo. Il secondo, che era maledetto e fragile, cioè era entrambe le cose, e questo naturalmente portava. Il terzo è che chiaramente non è che suonava in una maniera per cui dopo un po', no, dicevi, non era John Coltrane, no. E allora non era faticosa, erano degli standard fondamentalmente. Da un certo momento in poi non si è inventato più niente di Conaduma, no? E devo dire, sì, per quanto tu stesso osservi una cosa secondo me molto giusta, cioè che in realtà negli anni '80, nonostante fosse avesse attraversato sì, come dico, più corroso che corrotto dalla vitaccia che si è inflitto, suonava comunque benissimo. Suonava benissimo. E cantava ancora meglio. Ed è vero che se non aveva inventato nulla, stava ancora distillando del suo
Ma io- delle sue, non tanto miglioramenti, modifiche, ma delle evoluzioni. Guarda, a me la delle- cosa che mi ha sempre affascinato, allora io non ho conosciuto Chet Baker, purtroppo, avrei potuto conoscerlo, cioè nel senso che generazionalmente lui muore nell'88, io nell'88 potevo, già ero all'Espresso, ma non l'ho mai conosciuto. Non l'ho mai sentito dal vivo, anche se anche lì poteva anche accadere, perché lui suonava al Nostra Signora Turchi, che è un locale che tutti gli amanti del jazz conoscono bene, che non esiste più, e che stava a Giordignano nel Salone. Pollucci. Gigi Pollucci. Ma io ho sempre avuto la sensazione, e quando ho scritto questo libro l'ho avuta fortissima la sensazione, che lui fosse un miracolo che solo la musica può generare, o l'arte quando diventa un'arte, come posso dire, Jackson Pollock, ovvero la totale non consapevolezza del proprio talento e delle proprie capacità. L'assoluta capacità straordinaria di non aver elaborato quello che faceva e nello stesso tempo la capacità di farlo in una maniera incredibile. Istinto. No? Ora, la musica è istinto sempre fino a un certo punto, però lo è. Cioè, nel senso che lui, non è Keith Jarrett che ti scrive che la musica è una tigre e si mette a ragionare su tutto quello che ha fatto da pianista jazz. Non è nemmeno Miles Davis, che anche lui meno, però riusciva a fare questo. Chet era proprio, prendeva una tromba e cantava, come dico io, senza saper cantare. Perché poi era anche questo, anche Armstrong cantava senza saper cantare. Cioè, era la stessa roba. No? Quindi, devo dire, questa cosa mi affascinava moltissimo. Cioè, l'idea che lui era uno straordinario musicista a sua insaputa per certi aspetti. No? Sì, ma sono osservazioni che penso che ad una possano essere colte, possono essere, anche indagate. D'altra parte, diciamo che Chet è un personaggio che piace, conquista, interessa, ed è molto stimato anche da un certo pubblico e anche qui in Europa, mentre l'atteggiamento del pubblico americano è diverso, ma è diverso l'atteggiamento verso il jazz, è diverso l'atteggiamento verso molta della musica e verso i significati che questa può rivestire. Diciamo che in questo romanzo quello che è più, come dire, curioso è l'idea che per certi versi potrebbe, perdonami, sembrare buffa, no? Che è quella di ipotizzare che non sia morto davvero e che continui una vita diversa. Ecco, questo espediente narrativo però è giocato in una maniera molto diversa da come uno potrebbe aspettarsi. Ed è proprio ispirata ad una profondità che tu stesso in questo momento dici che Chet non aveva, o perlomeno non percepiva. Come riesci ad agganciare questo tipo di, non so, anche di cultura sapienziale al quale ci si ispira, eccetera, relativamente a una persona che invece era istinto o semplicemente, come dire, arte praticata così nuda e cruda, come era forse nel Chet vero, reale. E nessuna saggezza. Nessuna saggezza, sicuramente. E anche una certa doppiezza, se vogliamo dire. Beh, vabbè, gli aneddoti su Chet Baker e sulla sua inaffidabilità possono riempire veramente volumi, sì, tra quelli veri e quelli inventati. Però, ma guarda, il bello della letteratura è che tu puoi cambiare il mondo. No? Assolutamente. Io non riuscivo a sopportare questa cosa, che questo fosse così sgangherato nella vita, no? Allora ho pensato che potevo mettere insieme qualcosa di impossibile, cioè un Chet che assomiglia più a Jarrett che a Chet Baker.
d'altronde già nel libro c'è. Sì, chiaro, anche sotto, diciamo, come dire, in incognito, dai. In incognito. Esatto. Un incognito molto relativo. Assolutamente, perché, insomma, non devi essere proprio magari il gezzofilo meno, come dire, meno introdotto, però se qualcosa sai, lo riconosci immediatamente. Lo riconosci al volo anche non nominato. E quindi io volevo trovargli un riscatto da una morte orribile che lui fece, ovviamente, Certo. e anche da una vita che si è buttato via in tutti i modi possibili e immaginabili. E allora mi sono inventato una storia diversa. Come se lui avesse potuto lasciarci qualcosa di diverso tra le note della tromba, che sono quelle riprese anche troppo, diciamo, Non solo, ma che pletora di registrazioni. Sai, c'è una cosa esistenti. molto interessante che non so se ho scritto nel libro, perché poi parti sempre dal presupposto che non è che uno se li ricorda benissimo. Allora, anche per adesso, sai, l'età, sai, Poi l'hai scritto 2 volte questo, più o meno. sì, più o meno. Più o meno. E il tuo Fermo e Lucia. Sì, all'incirca sì. E la prima, io pongo, cioè non è esattamente così, ma diciamo che la prima incisione che noi consideriamo relativamente rilevante di Chet è la My Funny Valentine, la prima. Certo. L'ultima è My Funny Valentine. Ora tu dirai una circolarità. La prima dura 2 minuti e 42 o 2 minuti e 41, non ricordo più. La seconda dura 9 e 8. Quindi è 3 volte più lunga. Adesso vi faccio un secondo esempio. Un pianista che si chiamava Glenn Gould. Glenn Gould incide alle Goldberg variazioni, quindi le variazioni Goldberg, la prima volta giovanissimo, e poi incide prima di morire le variazioni Goldberg. Le variazioni della prima incisione del 54, se non mi sbaglio, sono molto più veloci delle variazioni che incide poco prima di morire. Allora, i 2 episodi sono molto curiosi. Sono 2 artisti che hanno avuto 2 vite molto diverse, però entrambe molto eccentriche. Cioè, Gould negli ultimi anni viveva blindato dentro un albergo e non vedeva nessuno, telefonava solo la gente e incideva e basta, non faceva più concerti, eccetera, eccetera. Però entrambi hanno iniziato e hanno finito con una circolarità, con un brano, nel caso di Chet, iconico, nel caso di Glenn Gould, con un'opera musicale che aveva anche a suo modo un'eccentricità, perché come My Funny Valentine non era uno di quei brani in quel momento più eseguiti e più noti, e non era diventato uno standard jazzistico. Non ancora, diciamo. Lo diventerà dopo. Anche le variazioni Goldberg non si suonavano abitualmente, non erano certo la partitura di Bach più suonata dai musicisti classici. Sì, è una coincidenza, diciamo, sono delle particolarità che sicuramente possono suggerire qualcosa a chi ha sufficientemente, diciamo, ha una sufficiente verve creativa per applicare qualche cosa di diverso, diciamo, di originale su una traccia che poi è quella che è la vita che loro hanno, diciamo, agito. Riguardo Chet, c'è diciamo questa cosa particolare, perché appunto possiamo dire che Chet era una persona che aveva dei lati oscuri estremamente, diciamo, pronunciati, no? Quindi è una sorta di poeta del buio o poeta dell'oscurità o esploratore di un lato oscuro, anche in termini di sentimenti o di sensazioni. E però diciamo, il suo rifugio ipotetico, immaginario, dopo la non morte, avviene in un posto che invece è un posto pieno di sole per definizione. Questo ha un significato speciale, un significato particolare
nell'idea del libro? O un significato simbolico, appunto, o sapienziale? Ha un'idea perché un differente? significato particolare nell'idea del libro, ma anche nell'idea dei miei libri. Cioè, molto spesso noi costruiamo nei romanzi delle camere di compensazione di quello che siamo. Allora, io ho sempre, il mio primo libro era sulla musica, il mio primo romanzo, il mio secondo romanzo era sulla luce, o più precisamente sull'estetica della luce. Il primo romanzo parlava di un pianista, sembrava un romanzo tedesco, parlava di un pianista che doveva incidere la quarta ballata, ritrovare una variante della ballata numero 4 di Chopin. Il mio secondo libro è un libro dove una olandese che arriva a Otranto deve restaurare il mosaico della cattedrale. Sono le due mie parti, cioè nel senso che io che sono nato in un posto senza luce, che poi senza luce è un cristiano, come posso dire, è anche una semplificazione, però in un certo senso è vero, ma che venivo come origini, almeno i miei genitori, da un posto di luce, quindi dal sud, ho ricostruito un mio sud plausibile che riportava in gioco luci e ombre. Nel caso di Chet, dove il buio prevale in tutta la sua vita, anche solo i luoghi dove suonava erano bui, no? Ho cercato di ridargli questo aspetto, che è l'aspetto luminoso dell'esistenza, e quindi lo metto nel Salento, che è il luogo che io ho scelto come mio sud personale. Questo libro appunto è carico di suggestioni e di argomenti che poi non sono totalmente, anzi, in realtà non sono approfonditi, sono suggeriti, no? E che hanno però, diciamo, una loro funzione anche narrativa. Questa, come dire, questa relazione tra Chet, diciamo, è una parte dei suoi ammiratori o sostenitori o comunque di persone che con lui si correlano, che sono ugualmente correlati però con una corrente, diciamo così, mistica e sapienziale completamente diversa, aliena dall'idea, dal contesto. Che tipo di suggerimento vuole dare al lettore? Cioè, o che tipo di consistenza ha questo rapporto che istituisce molto arbitrariamente? Ma guarda, c'è sempre stato un rapporto molto stretto tra misticismo e musica, addirittura a livello teorico, cioè intanto persino uno dei più grandi filosofi dell'Ottocento, che è Schopenhauer, mette la musica nel punto più alto della sua teoretica, cioè dice la musica è volontà, no? E non è rappresentazione del mondo. Quindi arrivando alla musica tu arrivi a qualcosa di più del mondo che puoi guardare, è qualcosa che va oltre questo. Non solo, ma moltissimi filosofi, moltissimi teologi hanno costruito delle teorie musicali e compositive, no? Che si affiancavano alla loro scrittura filosofica. Tra questi lo stesso Gurdjieff, che è citato nel libro, che questo, diciamo, definendolo un maestro di danza armeno, ma insomma era molto di più, era un mistico molto bizzarro, forse anche un imbroglione, adesso non lo sappiamo esattamente, ma insomma, certamente era così, che scrive addirittura degli inni sacri per pianoforte. Allora tutti provano a leggere l'universo e il mondo attraverso la musica, e la musica spesso restituisce questa possibilità, perché la musica è indicibile. Molti anni fa io avevo scritto un racconto, che poi l'ho pubblicato anche tra l'altro in una mia raccolta di racconti, ma che sono di 15 anni fa forse, che mi era stato commissionato dalla Scala di Milano per un concerto di Riccardo Muti. E il concerto di Riccardo Muti era la Patetica di Tchaikovsky. E io dovevo scrivere un racconto che fu stampato sul programma di sala
sulla patetica di Tchaikovsky e scrissi un racconto dove un signore che aveva perso l'udito a 5 anni, ma che nei primi 5 anni era vissuto in una casa a Bologna vicino al teatro comunale, prima di morire fucilato dai nazisti a Via Tasso a Roma perché era stato riesce a spiegare al mondo che musica aveva sentito da bambino e a farlo capire alla moglie, perché nessuno può capirlo. Cioè, se tu hai sentito qualcosa e non puoi più risentirla e non sai che musica è, come la descrivi? Già descrivere la musica è un compito Allora, improbabile. questo è certo, ma è questo il mistero vero. Cioè l'idea che in qualche modo non ci sia la possibilità di rendere, io dico, la Bibbia inizia con il principio era il verbo, no? Però può anche iniziare con il principio era la musica, cioè nel senso che la cosa che ci fa più orrore, terribile, più orrore non lo posso dire, però che ci fa più, vabbè, avete capito, quella parola lì che non ripeto, è il fatto che l'universo sia privo di suono. E la cosa che ci affascina di più è che il suono dell'universo, il suono fossile, come loro lo chiamano, è qualcosa di quasi inascoltabile per certi aspetti. No? Allora, questi sono i temi che poi vanno poi anche a finire in uno standard jazzistico anche facile, se vuoi, but not for me, per fare un esempio, no? E che però rimangono anche la musica più banale a qualcosa di estremamente misterioso, anche la canzonetta, la più semplice, a qualcosa che ci sfugge. L'unica forse musica che fa eccezione è quella che sono le marce, diciamo, la musica d'uso marziale, eccetera. Perché dovevi andare a morire? Pensare. Tutti gli inni nazionali non si sa questa cosa se arrivano a quello. Beh, certo, ispirano, no? Certo. Il sacrificio per la patria. Incoraggiano il sacrificio, Incoraggiano. ti danno coraggio per andare a fare qualcosa che tu non vorresti fare. Più o meno. Però forse anche lì c'è qualcosa del genere. Beh, indubbiamente c'è un rapporto con la fine, e quindi con un assoluto che è presente, sembra un altro come evento finale. Però vedi, è tutto un sistema strano. Faccio un esempio. Perché la tonalità minore è più triste della tonalità maggiore? Cos'è un accordo minore? Poi adesso quando dico queste cose, se mi sentisse mio figlio mi strozza, perché uso una terminologia jazzistica, in realtà dovevo usare un'altra, ma se non, già quella jazzistica è poco comprensibile, figuriamoci l'altra. Perché mio figlio fa il compositore. Allora io dico, se tu diminuisci il terzo grado di un accordo di quinta, non spaventatevi, adesso vi spiego cosa vuol dire, no? E il terzo grado lo diminuisci di un semitono, fai un accordo minore. L'accordo minore è più triste del terzo grado dove il semitono non è minore. Cioè praticamente, per fare un piccolo esempio, dice, ma no, non lo faccio adesso. Però suonate un Do, un Mi e un Sol, tutte e tre insieme, se spostate il Mi bemolle è diventato minore. Questa diminuzione sul terzo grado sposta dall'allegria alla tristezza. Perché l'accordo di Sol maggiore è molto più allegro dell'accordo di Do maggiore. L'intervallo delle note della musica è sempre un intervallo matematico. E l'intervallo è sempre quello. Ma cambiano i sistemi. Non lo sappiamo. In realtà non lo sappiamo. Quello che emotivamente ci E poi stiamo parlando di musica occidentale, perché certo, gli intervalli sono occidentali, se ti sposti in India cambia la storia completamente. Infatti diciamo che il jazz ha questa particolarità che poi alla fine è quella del Blue Notes, no? Quello di fondere un sistema che è di notazione e di musica che è quello africano pentatonico con quello europeo che ha una scala differente, e nella commistione esce fuori questa particolarità, diciamo, questa specificità anche sonora che viene avvertita da tutti, e anche se non viene specificata. Allora, se tu metti tutto questo dentro il chat, tu capisci che c'è qualcosa, no? Di straordinario. Anche perché se tu fai un disco come Kind of Blue,
stai facendo un disco che passerà alla storia non del jazz, della musica di tutti i tempi, dove c'è una profonda consapevolezza. Beh, Miles Davis Improvvisava aveva- continuamente, però aveva un'assoluta un'intenzione, assolutamente. Cioè, Cioè, non c'era possibilità che questa cosa fosse casuale. questo ti affascina di meno. In Chet il risultato alle volte è analogo in un terreno che è molto più sfuggente, perché è molto più casuale, a seconda di come arrivava sul palco. A seconda dei compagni che A aveva, seconda che dei non compagni sceglieva, che non molto spesso. sceglieva, Molto spesso non sceglieva. a seconda del bisogno di soldi che aveva, di quindi che disco doveva fare. Questo Suonava che a me, esatto, esatto, esattamente suonava con chiunque, chiunque pagasse. con chiunque pagasse. Sì. Ovviamente. Faceva anche i musicarelli. Ah, beh, certo, Certo. c'è Urlatori alla sbarra. Urlatori alla sbarra, certo. Urlatori alla sbarra con Chet Baker che canta Arrivederci Sì, dalla... bellissimo, dalla- tra l'altro. bellissimo, Sì, tra l'altro. infatti. Arrivederci di Umberto Bindi, che è una canzone bellissima, tra l'altro, che la canta proprio dalla sbarra. Dalla Esattamente. sbarra degli imputati, è una cosa particolarissima. La sbarra che lui ha conosciuto bene perché poi dopo La di- sbarra è le sbarre. le sbarre, perché fu arrestato e fu incarcerato. A Non so se Lucca. volete, se sapete questa storia. E allora a un certo punto a Lucca perché spacciava, quindi avevano preso e messo in carcere. Dopodiché le carceri di Lucca stava sui bastioni, sulle mura di Lucca. Allora tutti i diamanti del jazz di Lucca si erano passati la voce che Chet Baker stava in carcere, perché lui alle 5 all'ora d'aria gli avevano procurato roba e quindi suonava. E sono andati col magnetofono, allora era quello, hanno fatto un disco, Chet Baker in carcere, dove che si chiama? Mi sembra dentro le mura. Dentro le mura, bravissimo, no? Sì, è una specie di oggetto di culto. Esattamente. Questo è. Sì, beh, Chet Baker era... Tra l'altro la cosa di Luca fu particolarmente disgraziata perché lui non si, messo alle strette, non si fece scrupolo di denunciare quelli che gli fornivano l'eroina per, diciamo, accontentarlo, e ci fu insomma, lo strascico del giovane medico che, diciamo, in seguito a questa vicenda aveva Un bel po' di guai. tragedia. Un bel po' di guai. Esatto. Insomma, comunque un personaggio, diciamo, con degli aspetti decisamente poco commendevoli, però ecco, Molto poco come dire, rubava l'argenteria a casa della gente che lo invitava a cena, cioè, insomma, però c'è da dire questo, che forse questo caricarsi questo genere di abiezione faceva di lui una sorta di persona che si caricava dei peccati in conto terzi, non so se mi spiego. Una figura che poteva essere rappresentata... ci assolveva tutti gli altri. Esatto. Beh, non so io lo scrivo. Esatto. Che assolve gli altri proprio in quel momento. E nello stesso tempo una persona, tutto sommato, abbastanza fragile, abbastanza indifesa da arrivare a quel punto e non riuscire a, diciamo, a governare queste sue pulsioni, anche se guardando certe testimonianze, anche certe sue interviste, certe sue, diciamo, espressioni, non sembra che lui fosse totalmente inconsapevole, né che questa cosa non fosse appunto in qualche modo una sua, diciamo così, scelta. Se pensi a Bruce Weber, al tratto abbastanza agghiacciante in cui lui racconta come si fa, che cosa si fa, eccetera, che è abbastanza, insomma, cioè, richiede, diciamo, uno stomaco allenato. Assolutamente sì. Il libro, diciamo, che presenta, come dire, questo personaggio sotto una luce, fammi dire di nuovo, estremamente diversa. È una speranza che lui coltivasse questa segreta profondità, oppure, non so come dire, è l'idea di cambiare il finale, non so. Io a volte mi ricordo, Sì. per dire, è una cosa buffa che c'entra poco, però
tra le cose che mi ricordo per esempio di Roberto Benigni, no? È lui che parla della morte di Berlinguer dicendo, improvvisando, pensando, ecco, se io fossi stato il più grande tussologo del mondo, avrei riconosciuto in quella fatica e l'avrei salvato. Sono andato lì e l'avrei salvato io. È che è una cosa che non è successa, ma è un'ipotesi di finale alternativo. Mi Ecco, chiedi se sarebbe stato possibile salvarlo? no, ma anche se sarebbe stato possibile per lui cambiare vita e ricondizionarsi in una maniera così estremamente diversa. Secondo me no. Cioè, nel senso che forse non poteva più suonare come avrebbe suonato. In fondo il jazz è una musica suonata da disgraziati, uno messo peggio dell'altro, non solo jazz, anche pop, rock. Però voglio dire, per cui con rare notevoli eccezioni. con varie notevoli eccezioni, certo, però insomma questo è. No, io credo di no. Io credo che quest'idea di un Chet capace di farsi influenzare dai libri di Gurdjieff, di diventare quello che non era, è una straordinaria possibilità che i romanzieri hanno e che sfruttano. Però ti sei tolto, come dire, però secondo me se dovevo farci una scommessa di trovare a casa di Chet dei libri sapienziali, punterei la mia posta da un'altra parte. Beh, certo, magari Battiato sicuramente, che anzi se ne è fatto, come dire, gloria di questa sua vicinanza a un certo tipo di però io avevo spiritualità. bisogno del contrario esatto di quello che poteva essere. Questo è un libro sugli opposti. Vorrei dire che questo è un libro anche su chi ascolta. È un libro molto su quello che chi ascolta riceve, anche al di là di quello che l'artista vuole esprimere, vuol dare, intende o pensa che sia. Cioè è qualcosa sull'arte. Lì il tuo riferimento precedente, proprio per esempio a Pollock, mi sembra estremamente calzante. Cioè è personalità in cui la creatività emerge come un bisogno assoluto, che non necessariamente si accompagna a una consapevolezza neanche, non dico completa, sarebbe troppo, ma neanche parziale della capacità e anche della qualità o della, come dire, importanza, chiamiamola come vogliamo, che la propria arte può avere. E invece, nello stesso tempo, assieme a questa non consapevolezza, c'è questa capacità che è appunto miracolosa. Guarda, la musica te lo permette. Se tu trovi un artista che non sa spiegare con nitidezza quello che sta facendo, hai sempre un leggero sospetto. Ovvero, qual è la differenza tra un bambino di 6 anni con delle bombolette e Jackson Pollock? Che Jackson Pollock in teoria sapeva cosa stava facendo. Allora, nella musica non è richiesto, non ha importanza se Chet capiva che cosa stesse facendo. Al punto tale che abbiamo tutto un florilegio di musicisti che non sanno leggere la musica. Errol Garner, certamente, ma forse anche Duke Ellington. Non mi ricordo. No, Duke forse la sapeva leggere. No, anche se diciamo aveva Billy Strayhorn che gli faceva... Esatto. Però che era il suo scrivano. Nelle altre cose noi non lo accettiamo, cioè noi non accettiamo che uno possa, non posso dirti, essere un artista e non sapere come si sta collocando, mentre accettiamo perfettamente l'istinto musicale che è una cosa. Moltissimi cantanti, anche famosissimi, parlo anche di cantanti d'opera, in realtà sapevano leggere la musica in maniera molto rudimentale, quasi sì. Pavarotti è uno di quelli che si citano, che già però era, che già qualcosa sapeva. Certo. Ce ne sono altri, sono noti, insomma, i casi, eccetera. Non era così perché questa cosa automatico.
come dicevo prima, siccome si collega profondamente al misticismo e a qualcosa che ha a che fare con una teologia del mondo, la musica è la cosa più vicina a un'idea divina del mondo, no? Permette, per certi aspetti, di non curarsi. Sicuramente con la sfera del sacro ha l'inspiegabilità, il fondo, Certo. che coincide, tant'è che appunto la musica e il sacro sono correlati anche come sensazioni che provocano, Certo. da un certo punto di vista. D'altronde Non è un abbiamo caso. la musica sacra, Esatto, non a caso. non è un Certo. caso che una porzione importantissima della musica sia sacra, anche quella che si presenta in ambito, diciamo, profano, il soul. Il soul non è che il gospel adattato ai temi mondani, Certo. ma sostanzialmente è quello. Se Certo. nei Charles dice Alleluia and I love her so, d'altra parte, da una parte è criticato dai bacchettoni, perché Alleluia lo devi dire per Dio, Che criticato Gesù era Cristo. proprio l'indignazione vera. L'indignazione vera, cioè, perché porta l'organo fuori dalla chiesa. Sì. E non ti devi permettere di utilizzare Alleluia per una lei qualsiasi, chiunque sia. Certo. E invece questa sfera del sacro, che è il sacro vissuto anche, come dire, corporalmente, è quello che i neri hanno portato nella musica, secondo me. Ed è la caratteristica che il jazz ha rispetto, il jazz è in tutta la black music, che ha rispetto ad altre. Sì, e non sottovalutare l'aspetto importantissimo di quella che noi chiamiamo l'improvvisazione, dove c'è un rapporto diretto tra quella che è la tua coscienza in quel momento e quello che tu stai per suonare. Nel momento in cui la musica chiamiamo colta o classica impedisce completamente deroghe, cioè tu siedi su un palcoscenico, metti la partitura e la devi eseguire, E si aspettano tutti esattamente quello. Certo, hai uno spazio di interpretazione, hai uno spazio minimo di interpretazione, perché quelle sono le note e da lì non puoi uscire. Man mano che tu cristallizzi completamente, che non era così, perché, voglio dire, Liszt, Chopin, Bach stesso improvvisavano abitualmente. C'è una meravigliosa lettera di Chopin a Blas Vendôme, che scrive a Georges Sand, che stava fuori Parigi, e a un certo punto gli dice una cosa fantastica, dice: adesso ti devo lasciare, perché di là c'è Liszt che sta suonando i miei preludi e mi sta facendo uscire di testa. Ora tu capisci che cosa può essere una roba del genere. Chopin che scrive i preludi e Liszt, che è stato il più grande pianista di tutti i tempi, anche se noi non l'abbiamo potuto sentire, no? Che improvvisa sui preludi di Chopin, a tal punto che Chopin dice: oddio, c'ho di là Liszt, cioè capisci? Una roba pazzesca. Questa roba non esiste più, da un certo momento in poi i pianisti scrivono e i compositori scrivono e i pianisti eseguono. Il jazz no, anzi ha sempre più una deriva improvvisativa, che a volte è francamente insopportabile. Aspetti, no? No, abbastanza. Quando ti dilunghi oltre e che si avvicina poi a quella cosa terribile che è la musica contemporanea, che io posso dire rispetto. Sono stato amico di grandi compositori contemporanei, Luciano Berio per esempio, ma io sfido chiunque qua che arriva a casa la sera e dice: sai che c'è, stasera mi sento le sequenze di Berio, ma quando mai? Cioè non conosco nessuno che fa una roba del genere. Sperimentale nel senso ultimo, nel senso che non è indirizzata all'ascolto. Non è indirizzata all'ascolto come piacere dell'ascolto. Piacere dell'ascolto. No? Vedi, a proposito di quanto dicevi, sono talmente d'accordo che dico che la dimostrazione del fatto che la musica classica sia, come dire, in qualche modo stata congelata, no? È l'idea che questa debba essere eseguita, ma è anche, per dire, l'ammirazione estatica rispetto a un compositore che poteva essere sordo, avere tutta la musica che poteva far eseguire da centinaia di persone, di maestri, di professori d'orchestra, essendo sordo. Quindi questa matita, questa cosa che è totalmente concettuale, viene letteralmente dal mondo iperuranio e si cala nella esecuzione. E l'ideale della musica classica è questa esecuzione perfetta, che è tanto più perfetta quanto ci si annulla in favore dell'idea del compositore. Questa almeno è l'estetica. D'altronde tutti sanno. Mentre nel jazz no.
No, e lì lo scettro passa nelle mani dal compositore al facitore, al fabbro, Esatto. no? Passa in mano a lui, è lui il padrone di quella nota che suonerà o non suonerà, di quella pausa che farà o non farà, Sai, che io- vorrà fare in rapporto agli altri, nell'interplay, nel reciproco ascolto. E quello è il fascino del jazz, ma quello è il fascino del jazz anche per i musicisti, cioè il fatto di riappropriarsi di questa musica che spesso che è nell'altro campo ti vorrebbe invece mero esecutore, sostanzialmente un tramite tra il compositore, l'idea, quindi questo iperuranio e il fatto sonoro. Due cose. Uno, come mi si sente? Pensate, no? Ludwig van Beethoven ha scritto la nona sinfonia che era già Era già sordo, sì. completamente solo, sentiva più niente. La nona sinfonia gli è venuta bene, eh? Beh sì, La seconda cosa è l'esempio che io faccio sulla Valentine di Keith Jarrett di Tokyo 96. Perché lì c'è un elemento interessantissimo. Cioè, Keith Jarrett, se tu senti quella My Funny Valentine, non è My Funny Valentine. È un'altra cosa. Cioè, la è da un punto di vista di microfono. Adesso sì. La è dal punto di vista tecnico-formale, ma la melodia di My Funny Valentine non c'è nel pezzo di Keith Jarrett. Non so se te lo ricordi. adesso a memoria No. L'ho ascoltata più volte Esatto. perché Quindi sono se quegli te la ascolti riascolti se te obbligatori. la riascolti così. Però questa rielaborazione è parte, diciamo, della stessa, come dire, etica della black music. Se tu pensi, per esempio, cambiando genere completamente, c'è un All Along the Watchtower, che è il brano di Bob Dylan, e c'è un All Along the Watchtower di Jimi Hendrix, che è un brano di Jimi Hendrix. Certo. Certo. E il brano è All Along the Watchtower di Bob Dylan di Jimi Hendrix. Certo. È un'altra cosa. Lo stesso è With a Little Help from Certo. Friends dei Beatles e poi di Joe Joe Cocker. Cocker. Cioè la stessa roba, cioè nel senso che sono due cose diverse. Assolutamente. Certo. Certo. Beh, questo è il bello, e questo è il bello anche del fatto che si possono ascoltare quelle decine di versioni di My Funny Valentine di Chet Baker, trovando in ciascuna Una differenza. quel tanto di particolare che era quello che in quel momento era. Ed è per questo che è affascinante il tema di Chet, perché c'è una totale diversità tra l'essere che lui era e la musica che lui faceva. E siccome non può essere che non ci fosse un anello di collegamento, Certo. Tra la musica angelica e tra il questa personaggio diabolico, meraviglia che diciamo. lui era e il personaggio diabolico, non lo definiamo noi diabolico, lo definivano quelli che lo conoscevano. Certo, sì. Un povero diavolo, ma un diavolo. Un povero diavolo, ma un diavolo. Allora io quell'anello lo cerco dove? In qualcosa che decido io, perché da qualche parte doveva esserci. Fondamentalmente. Sì, e questa è un'esplorazione. Il tuo libro esplora esattamente quel particolare, cioè quell'anello di congiunzione che stabilisci, come nella Ghost Note, no? Tu immagini la nota che non c'è, o il battito che non c'è, la sincope del batterista che non batte il tamburo in quel momento, ma tu lo senti, il ritmo c'era, esiste, ed è quello che dà il movimento specificamente anche nel jazz. Ecco, e questa mancanza è quello che viene cercato, forse. È quella che è cercata e in qualche modo trovata, risolta con questa... Anche se lui alla fine dice non lo troverai, non ha senso, perché è vero. D'altronde, sai, si scrivono romanzi sempre per dire una cosa sostanziale, che non c'è mai una soluzione a niente. Per cui poi lo fai con l'arte, lo fai con la musica, lo fai con la fotografia, lo fai con chi ti pare, ma la soluzione alla fine non ce l'hai. Ed è proprio questo sistema aperto che ti permette di muoverti in un certo modo. Dice Umberto Eco, io non so spiegare i miei romanzi, perché se avevo una tesi da dimostrare, avevo scritto un saggio e non un romanzo. Ed è questo. A proposito di
di Eco, parlando di opere aperte in qualche modo, tu hai scritto questo libro in realtà 2 volte. Sì. E questa riscrittura è differente dalla prima. In che termini? Cioè, come puoi definire questa? Ma in questo caso c'è un editing, quindi io uso la lingua esattamente come una partitura musicale, in tutti i miei libri, cioè è il ritmo che ho. C'è un aspetto musicale nel tipo di frase. No? Nella pagina. Questa cosa con l'andare degli anni è peggiorata, cioè, non ho capito bene se prima ipotesi che scarterei sono diventato più bravo io, seconda ipotesi che non scarto mi sono rincoglionito, per cui ho bisogno di correggere molto di più rispetto a quello che facevo prima. Però è certo che tu hai un percorso che fa sì che rivisiti sostanzialmente quello che hai fatto in una chiave diversa, cioè io penso che anche un fotografo possa produrre le proprie foto in una maniera diversa 20 anni dopo, perché cambia il modo di vederle. Ma perché farlo? Perché lo senti, perché senti che hai bisogno di fare questa cosa, perché cambia, c'è un'estetica dentro di te che evolve con il tuo crescere nel mondo. Non è un problema di mode, è un problema di quello che tu pensi sia giusto. Sì, devo ragionare su questo, sicuramente come dovrò ragionare su molte delle cose che hai detto, che sono interessanti, come questo libro è, prima ancora che interessante, e in qualche modo sia sorprendente che rivelatore. Ed è una cosa abbastanza rara, cioè non succede sempre, non succede spesso. Questa idea della sottrazione però è anche presente nella stessa musica di Chet, ma anche di Miles Davis, quando Miles Davis, con la sua famosa battuta, almeno a lui attribuita, less is more, cioè il meno è di più, che apparentemente non ha senso, ma in realtà ha senso esattamente in questo ambito, in cui lavorare significa lavorare di lima e sostanzialmente come nella scultura andare a togliere. Questo è un libro che scolpisce qualcosa, che in qualche modo è anche scolpito da un'esigenza. Hai fatto i conti definitivamente con Chet? Oppure questa è una... No, ho fatto i conti con Chet, adesso farò altri conti nel futuro, ma questo l'abbiamo risolta solidificata e non si torna più. Certo, ogni tanto mi penso che potrei scrivere anche un libro su Miles, però non lo farò. Miles è un altro personaggio, diciamo, che ha decisamente è una figura ombrosa. Lui stesso era definito The Prince of Darkness, certo. E non a caso, e non solo per il colore della pelle, che lui comunque orgogliosamente rivendicava. Era uno che suonava dando le spalle al pubblico. Sì, ma lui la cosa in realtà la spiega molto più easy, sì, non è che volesse fare questa cosa per scena, è che lui voleva avere i suoi compagni e dirigerli, e dice: nessuno si indigna se Toscanini volta le spalle e va verso l'orchestra, perché lo devo fare con me. Che volete? Io, se la prende Toscanini, perché non me la devo prendere io? Perché una cosa era sicura: complessi di inferiorità non ne aveva neanche uno, no, per nessuno, per niente al mondo, e anche fuori dal mondo, mi sembra. Insomma, perché non era esattamente il tipo di persona che avesse degli scrupoli. Ecco, secondo te invece Chet, nella sua profondità, aveva in qualche modo una sorta di sua via al pentimento che passava attraverso l'abiezione? Che questa cosa può essere affascinante a dirla, ma credo proprio di no. Cioè, proprio non penso minimamente che lui avesse qualsiasi... A un certo punto non so se è Nicola Stilo a dirgli: così ti stai ammazzando, e lui dice... A parte che appunto povero Nicola Stilo, che tra l'altro è un artista che io adoro assolutamente, certo. E lui dice: ormai sono passati troppi anni, sono 40 anni che mi faccio in questo modo, cosa vuoi dalla mia vita? Cioè, non posso fare altro, no? Sì, non era... Beh, è la stessa cosa che dice Bill Evans.
Sì. Se hai letto, tra l'altro ultimamente ci sono tutta Sì, quel poi libro Bill che Evans si è aveva risolta un altro a problema, fare. non da poco, c'era psicotico, quindi insomma. Beh, Quindi- non so, avrai letto qualcosa di Lori Verconen, no? Certo. Della sua narrazione, eccetera, per cui lui l'ha accompagnata, lei l'ha accompagnata, diciamo, verso la fine. Lui era totalmente consapevole, Sì, sì. totalmente Sì, consapevole, non in nessun modo pentito, resipiscente, in nessun modo. Bene, direi che fermiamo qui. Abbiamo fatto, Abbiamo fatto. spero decentemente. C'è qualche domanda che qualcuno dal pubblico vuol fare? Cioè, proprio non può esistere qualcosa che ha minimamente. capito, che non ha capito. Ecco la domanda. Francesco. Accompagnare una considerazione. Vieni, Che è diamo il stata microfono. Io sono qui insieme perché conosco Umberto, che anche se non ho letto ancora il libro, ma lo farò presto, che Chet Baker ho conosciuto, io l'ho conosciuto e l'ho fotografato. Io frequentavo il mondo del jazz, ho fotografato molti artisti jazz, alcuni di quelli che avete citato, compreso Miles Davis. E Chet è stato un incontro pazzesco, musicista, però mai mi sarei immaginato di trovarlo accanto a me la mattina mentre io aprivo il mio studio all'epoca di Via Stresa a Roma e andavo a fare colazione al bar, di sentire mentre chiedevo il cappuccino qualcuno che ordinasse un doppio whisky. Mi giro e vedo Chet Baker alle 8:30 del mattino con il doppio whisky e lì inizia tutto un mio corteggiamento per portarlo in studio per riuscire a fargli la foto, corteggiamento che va avanti per 2 settimane, in cui ci incontravamo non tutti i giorni ma spesso lì al bar. Era ospite di Nicola, il flautista, e che lo ospitava nel divano di casa sua all'epoca, e finalmente riesce ad arrivare in studio da me dicendomi: però guarda, devo andare in posta prima che chiuda a pagare la mia donna che sta in America e che ha bisogno di soldi, quindi devo andare a fare il versamento, se mi vuoi accompagnare. Io avevo il motorino e ho detto: ma fammi fare una foto prima, e mi fa fare una fotografia con una Polaroid. È l'unica fotografia che ho di lui, perché l'ho frequentato poi, ma senza riuscire a fare fotografie, ma sentendo un po' la sua maledizione, come l'avete definita, e poi purtroppo è partito per Amsterdam e non è più tornato, quindi proprio erano quei mesi lì. Però io posso dirti una cosa di Chet, che anche avendolo frequentato poco e non come musicista e non la notte ma di giorno, quando ogni tanto si svegliava e aveva bisogno del bar e ci incontravamo nel bar a metà casa tra casa sua e il mio studio, e lui sicuramente della sua vita, della sua desiderio di autodistruggersi, ne faceva materia per poter poi conquistare quel territorio di liberazione che erano le note che uscivano dalla sua tromba e dal suo cuore. E non poteva, secondo me, almeno questa è stata la grandissima, diciamo, impressione che ho avuto da Chet, essere altrimenti. La sua maledizione era poi la sua grande fortuna musicale, la sua creazione. Questo volevo dire. Grazie Francesco. Grazie, è una testimonianza Grazie Francesco Zizzola. importante. Ci sono altre domande o considerazioni? No. Un invito, il libro c'è, vale assolutamente la pena di leggerlo, perché è un libro, innanzitutto è un libro bello, che è scritto bene, e poi è un libro che fa più domande, ci lascia più domande delle risposte che può dare, penso, anzi, certamente in maniera voluta. E quindi è uno di quei libri ai quali pensi dopo che l'hai finito e ripensi quando lo stai leggendo. Vai avanti e indietro. Non è che succeda, almeno a me, che mi succeda spesso. Per quello mi sento veramente di consigliarvelo assolutamente. Grazie a tutti. Grazie a Stefano Fratta, grazie a Roberto Capronè. Noi abbiamo bisogno di un paio di minuti adesso per il soundcheck del gruppo che deve suonare.
musica di Chet su questo palcoscenico, vi lascio in compagnia di qualche canzone cantata da Chet e poi ritorniamo con il live. Grazie.